Un cittadino rumeno destinatario di un provvedimento restrittivo in carcere evade dall'ospedale di Treviso calandosi dal terzo piano con le lenzuola e caccia in tutta la provincia. Luglio drammatico sulle strade della Marca, un altro centauro ha perso la vita questa mattina a Montebelluno dopo aver perso il controllo della sua moto e finito in un canale. La vittima aveva 26 anni. La polizia di Venezia ha arrestato un 46enne trevigiano che il 27 giugno aveva sparato dei colpi di pistola contro l'auto in cui si era appartata una prostituta della quale si era innamorato. L'uomo è già in prigione per la sparatoria nel campo nomadi di Villorba. Autonomia, nuovo incontro a Roma, mini vertice sui beni culturali, ma si punta già al summit della prossima settimana. Erika Stefani, l'autonomia è un'opportunità per il Sud. Rincaro degli affitti ATER, domani assemblea pubblica a Treviso, i cittadini pronti ad una raccolta firma per chiedere una sospensiva urgente del provvedimento. Primi forti temporali nel pomeriggio sulla montagna veneta, frana Misurina, allagamenti, chiusi, passi Cima Banca e Monte Croce Comelico e previsto maltempo anche nel weekend. Residenti di Borgo di San Vitale a Treviso in rivolta ad agosto, soppresso il capolinea dell'autobus perché la manovra è difficoltosa, l'appello a MOM, utilizzate mezzi più piccoli. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque è caccia in tutta la provincia dopo che la scorsa notte un cittadino rumeno è evaso dall'ospedale di Treviso calandosi dal terzo piano con delle lenzuola. Carabinieri e polizia lo cercano ovunque. L'uomo è destinatario di un provvedimento restrittivo in carcere. Sembra la scena di un film, ma invece è tutto vero. Senza scomodare i grandi maestri del cinema, ma è roba da pellicole cinematografiche, vedere Galeotti calarsi con le lenzuola di un letto di ospedale e darsi alla latitanza. È accaduto al Cafoncello di Treviso la scorsa notte. Un uomo ha eluso la sorveglianza degli agenti di polizia penitenziaria ed è scappato scivolando giù dal terzo piano del reparto malattie infettive. Un Lupin straniero di origine romena, dalle scarne informazioni trapelate da fonti investigative. Ora è caccia aperta all'uomo che è stato visto l'ultima volta nelle campagne fuori Treviso. Carabinieri e polizia lo cercano. Ecco le primissime immagini del blitz avvenuto questa mattina in zona via Bianchini al confine tra Silea e San Biagio di Callalta. Le ricerche sono cominciate appena è scattato l'allarme. Un elicottero dei carabinieri si è alzato in volo per dare supporto ai colleghi che continuano a cercarlo ovunque. Pare che dopo aver lasciato l'ospedale abbia camminato a piedi seguendo il tratto della tangenziale, nascondendosi tra i campi di grano. Ed in questa area che si sono concentrate le ricerche, nelle vicinanze di un agriturismo. Il fuggitivo è destinatario di un provvedimento restrittivo in carcere ed era in ospedale per accertamenti. Bocche chiuse su come sia avvenuta la fuga. Le ricerche continuano in tutta la provincia con posti di blocco. Incidente mortale questa mattina a Montebelluno, un ragazzo di 26 anni ha perso la vita a bordo della sua moto finendo in un canale. Inutili i soccorsi all'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. Sull'asfalto di via Schiavonesca direzione Montebelluna ci sono i frammenti di quello che resta della Kawasaki di Matteo Moretton. Nel canale invece la moto di grossa cilindrata incastrata nel fondo del fiumiciattolo. La polizia stradale intanto fotografa il casco della vittima morta sul colpo. Da quello che si vede dalle immagini l'impatto è stato violentissimo. Basta guardare la parte anteriore della Kawasaki andata distrutta quando viene sollevata dal fondo del canale. Per il 26enne di Montebelluna purtroppo non c'è stato nulla da fare per le gravi lesioni riportate. I soccorsi del SUEM sono arrivati sul posto dopo pochissimo tempo, allertati dagli automobilisti che si sono fermati a soccorrere l'uomo, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica: in un primo momento si era pensato che il ragazzo fosse stato tamponato da un'auto fuggita dopo l'impatto, ma dopo altri accertamenti da parte della polizia stradale di Castelfranco e ascoltati alcuni testimoni, la vittima avrebbe perso il controllo della motocicletta, abbattendo prima una recinzione per diversi metri, finendo la sua corsa nel canale. Si ipotizza che il motociclista possa essere stato colto da un malore mentre era in sella al suo mezzo.
La fuoriuscita di strada è avvenuta in un tratto rettilineo e questa per ora sembra essere l'ipotesi più plausibile, senza escludere però un guasto meccanico o un eventuale ostacolo sulla strada che lo abbia costretto ad una manovra brusca, tanto da farlo perdere il controllo della moto. La polizia di Venezia ha arrestato un agricoltore trevigiano di 46 anni che lo scorso 27 giugno aveva sparato dei colpi di pistola contro l'auto in cui si era appartata una prostituta della quale l'uomo si era innamorato. Il 46enne è già in prigione per la sparatoria, lo ricorderete, al campo nomadi di Villorba. Aveva iniziato a frequentare una prostituta diventandone cliente abituale fino a quando si è infatuato della donna, che però non nutriva affatto nei suoi confronti gli stessi sentimenti, e così l'uomo, un agricoltore trevigiano di 46 anni, si è fatto sempre più insistente, fino a diventare pericoloso. La vicenda è culminata il 27 giugno con una serie di colpi di pistola ai danni della vettura in cui la prostituta si era appartata nel parcheggio di un fast food nella zona del Terraglio. Le indagini della polizia veneziana, coordinate dalla procura del capoluogo e condotte in collaborazione con i colleghi della Marca, hanno portato all'arresto del 46enne da parte della squadra mobile di Venezia. L'uomo si trova già agli arresti per la sparatoria del 14 giugno in un campo nomadi a Villorba ed è stato raggiunto quindi dal provvedimento che ne dispone la custodia cautelare in carcere. Dovrà rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. L'aggressione del 27 giugno scorso ai danni della prostituta, della quale si era invaghito, non aveva sortito alcun effetto e nessuno era rimasto ferito, nonostante i proiettili avessero colpito la portiera e un colpo avesse addirittura attraversato l'intero abitacolo senza sfiorare i due occupanti. E adesso l'autonomia con il nuovo vertice di quest'oggi a Roma, un mini incontro sui beni culturali, ma si punta già al summit della prossima settimana. Intanto il ministro Erika Stefani scrive sui social: l'autonomia è un'opportunità per il Sud. Maratona Autonomia, la corsa politica procede lenta ma inesorabile. Mentre scorre il counter di Rete Veneta, a Roma gli incontri continuano. In un mezzogiorno di fuoco per le temperature di un'estate mai così bollente, a Palazzo Chigi va di scena il mini vertice tra il premier Giuseppe Conte, il ministro vicentino Erika Stefani e il ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli. Un tavolo a tre per parlare di sovrintendenze. L'autonomia è uno degli spigoli politici su cui il governo rischia di cadere e andare a pezzi, con la Lega sempre più decisa a imprimere un'accelerata e il Movimento 5 Stelle che frena e si autocandida a garante dell'unità nazionale. Noi saremo i garanti dell'unità nazionale, non vogliamo che il centro-sud venga penalizzato da un'autonomia che deve solo servire a 2 regioni, ma l'autonomia si farà senza i docenti, quindi senza l'assunzione regionale dei docenti, si farà con il fondo di perequazione e i livelli essenziali di prestazione per le regioni del centro-sud, si farà in maniera solidale per aiutare tutti gli italiani, perché l'Italia è una e indivisibile. L'Italia è una e indivisibile, il governo invece è già diviso. Alla fine dell'incontro di oggi il nodo dei beni culturali non è ancora stato sciolto. Il ministro per le autonomie Erika Stefani pubblica questo post sui social. L'autonomia rappresenta una grande opportunità anche per il Sud. La gente lì è stufa di una politica che non produce niente e che non ha neppure la capacità di spendere i soldi che vengono loro assegnati. Il problema è la politica e paga la gente. Da parte sua il premier Giuseppe Conte intanto assicura che il Parlamento avrà un ruolo primario prima della sottoscrizione dell'accordo con le regioni. Il governo dunque trasmetterà alle Camere le bozze su cui le commissioni potranno esprimere i pareri di cui verrà tenuto conto nella stesura definitiva delle intese. Nel percorso verso l'autonomia si punta già il vertice che dovrebbe riunirsi i primi giorni della prossima settimana. È prevista la presenza del ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria e quando c'è lui, come si sa, si potrebbero spostare gli equilibri delle risorse destinate alle regioni. Quindi l'iter per la grande riforma va avanti, anche se lentamente. Si punta a chiudere entro l'estate. Di accelerazioni però al momento all'orizzonte non se ne vedono, ma come si sa in politica mai dire mai. Non si ferma la protesta degli affittuari delle case atere per il rincaro del canone di locazione. Tra le iniziative in programma anche una raccolta firme.
L'appuntamento è per domani alle 18:30 al centro civico di Santa Bona per un'assemblea pubblica voluta dagli inquilini delle case ATER sul piede di guerra dopo l'introduzione delle nuove tariffe degli affitti. I cittadini si troveranno per studiare delle iniziative volte a sensibilizzare la politica, in primis una raccolta firme da fare arrivare in regione con un'unica richiesta. Nel frattempo che questa normativa, questo regolamento venga migliorato, venga innanzitutto sospeso, quindi noi crediamo una sospensiva del provvedimento. I cittadini chiedono che il provvedimento venga rivisto. Abbia al suo interno un algoritmo che non corrisponda a un criterio di giustizia sociale. La rabbia, mista preoccupazione, cresce tra gli affittuari delle case popolari. Tra le persone anziane che già magari soffrono di qualche patologia e che si trovano ad avere appunto questa ulteriore preoccupazione per il loro futuro. Stiamo lavorando a dei correttivi della legge per tutelare le fasce più deboli, spiega l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Il passaggio dal calcolo del canone dal reddito all'ISEE mette in evidenza anche come sono composte oggi le famiglie e gli inquilini. È chiaro che oggi emergono anche delle situazioni un po' particolari legate agli anziani che vivono da soli, che hanno messo lì anche un po' di soldini proprio anche in prospettiva della vecchiaia. Allora stiamo cercando di ragionare su dei criteri per tutelare questi anziani perché non ci siano degli aumenti esorbitanti. Ci sono però anche i casi in cui abbiamo visto, perché oggi con i nuovi canoni, con l'ISEE, con il calcolo, abbiamo visto anche di persone che hanno patrimoni ingenti, hanno anche proprietà e occupano un alloggio popolare e credo che questo non sia corretto, non sia giusto. Quindi sicuramente noi stiamo lavorando per dei correttivi alla legge che vadano a tutelare le fasce più deboli, gli anziani pensiamo, gli anziani soli, gli anziani che hanno anche risparmiato qualcosina e nella loro testa hanno messo via questi soldi per la casa di riposo o per delle eventualità di questo tipo. Quindi su questo ci siamo, rassicuriamo tutti, nessuno verrà sfrattato mandando fuori e soprattutto ci saranno questi correttivi che permetteranno di aggiustare il tiro. Però la legge nel suo complesso noi riteniamo sia una legge giusta perché va proprio nella direzione di rispondere all'esigenza abitativa a chi ne ha veramente bisogno. Ieri personale della Questura di Treviso ha accompagnato presso il centro di permanenza per rifugiati di Roma un cittadino kosovaro pluripregiudicato di 33 anni. Nel 2018 l'uomo, regolarmente soggiornante nel Trevigiano, aveva presentato alla Questura di Treviso istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L'istanza è stata però rifiutata e al cittadino straniero ritenuto persona socialmente pericolosa è stato notificato il decreto di rifiuto del titolo di soggiorno. Nel 2017 infatti l'uomo si era reso autore di un'efferata rapina ai danni di un'anziana all'interno della sua abitazione nel Bellunese. Nuovo contratto dei medici, governo e regioni puntano sull'incentivo economico per arginare la fuga dei camici bianchi. Contratto e stipendi più alti per fermare i medici in fuga. La firma dopo 10 anni del nuovo contratto, che riguarda oltre ai medici anche biologi, fisici, chimici e veterinari, è il primo passo concreto di governo e regioni per cercare di risolvere un problema che rischia di assumere proporzioni sempre più allarmanti nella sanità pubblica. L'incremento salariale rappresenta quindi un incentivo per i medici a restare nel pubblico e per i giovani camici bianchi a restare nel nostro paese anziché trasferirsi all'estero. Luigino Guarini, presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, auspica un nuovo corso nell'attenzione della politica verso una professione gravata da molti problemi. La ormai cronica carenza d'organico, i turni di lavoro massacranti, le violenze verbali e fisiche contro i medici, l'aumento esponenziale del contenzioso medico-legale, che più ne ha più ne mette. Tutte problematiche impellenti che necessitano di urgenti contromisure. L'occasione della recente firma mi permette comunque di poter esprimere l'auspicio, per il momento è solo un auspicio, che finalmente si sia giunti all'inizio di una nuova fase, quella in cui appunto i problemi della sanità cessino di essere ignorati dalla politica e vengono finalmente affrontati. I residenti di Borgo San Vitale a Treviso sul piede di guerra, sentiamo perché. Da lunedì che hanno messo un cartello sull'autobus e al capolinea dell'autobus che comunica che dal 1° di agosto
verrà soppresso a tempo indeterminato la linea che fa dalla strada principale di Canizzano, scende in località San Vitale. Una vera e propria doccia fredda in questa estate torrida per la gente di San Vitale, tra le zone più lontane dal centro storico, che si sono ritrovati nel centro del borgo per esprimere tutta la loro disapprovazione per la decisione della MOM presa su pressione di molti conducenti. Gli autisti hanno difficoltà, alcuni si rifiutano di fare il percorso perché è pericoloso. Certo, far passare gli autobus lungo questa strada può creare qualche ansia, sottolinea chi ci vive attorno, ma non per questo bisogna privare un'intera comunità di un servizio essenziale, soprattutto per studenti, lavoratori e anziani. Vivo qui da una vita e ho sempre preso l'autobus da 20 anni, prima come studente, adesso come lavoratrice. Lo prendo anche 4 volte al giorno e posso confermare tra l'altro che nel periodo scolastico è frequentatissimo da studenti. Per questo ieri sera, su un banchetto improvvisato, alcuni cittadini hanno raccolto in poco più di un'ora oltre 100 firme perché si trovi una soluzione temporanea per arrivare a quella definitiva che prevede di tombinare i fossati. Avere una strada con un percorso ciclabile sicuro e con un'ampiezza sufficiente a far passare i mezzi pubblici. Detto questo, l'appello al sindaco è perché si utilizzino bus più piccoli ma non venga cancellato il servizio. Adesso la MOM possiede degli autobus più piccoli, come per esempio il 7 che è elettrico e che ha dimensioni sia in termini di lunghezza che di larghezza più contenute. Intanto però da agosto l'autobus per la gente di San Vitale si allontana e non di poco. Ori mi ha scritto che la prima fermata disponibile è quella del Chiesa di Canizzano o Cimitero di Canizzano. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Boh. Sì. Rieccoci in diretta per parlare di politica e del Consiglio Comunale di Treviso, ieri sera decisamente frizzante, a scatenare maggioranza e opposizioni, la bandiera del Veneto. Beh, li abbiamo provocati da un certo punto di vista perché abbiamo esposto la bandiera del Veneto, siamo fieri di poterla esporre, saremo sempre fieri di poterla esporre. Consiglio comunale decisamente rovente quello di ieri a Treviso, non c'entra nulla il picco dei 40 gradi in città, ma la bandiera del Veneto srotolata ad inizio seduta dalla maggioranza che poi voleva appenderla dietro ai propri banchi ed è stata subito oggetto di scontro politico da parte delle opposizioni. Le istituzioni vanno rispettate, quello non è un circo, non si possono fare, come dire, sbandieramenti di cose folcloristiche. I venetisti hanno sempre tentato di candidarsi in Consiglio Comunale e non sono mai riusciti ad eleggere un candidato. Questa volta si sono fatti più furbi, sono entrati nella lista di Mario Conte, hanno concentrato i voti su una persona che poi è diventata pure un assessore, ma da questo a fare il folklore all'interno di un'istituzione, questa proprio no. Nel battibecco prolungato, immancabile l'intervento dell'ex sindaco Gentilini. Se avessero esposto la bandiera con la faccia e martello, forse la sinistra avrebbe applaudito e io l'avrei massacrata. Chiara la posizione della maggioranza anche a sostegno dell'assessore Nizzetto, più volte presa di mira per l'utilizzo della bandiera veneta. Io credo che l'esposizione della bandiera rappresentasse un omaggio alla razza Piave, non c'entra assolutamente con le cose politiche. Diversa la lettura da parte delle opposizioni. Dice chiaramente il regolamento del Consiglio Comunale che non si possono esporre bandiere che non siano quelle italiane. Quindi di che cosa stiamo parlando? Quella era una bandiera che non c'entrava niente, avremmo fatto la stessa cosa se avessero messo fuori la bandiera dell'Inter, che magari non piace tanto al sindaco Conte. Voltiamo pagina, presentazione questa mattina a Treviso di una nuova iniziativa per sostenere i giovani nel mondo dell'impresa. Non è assolutamente facile cominciare, noi giovani imprenditori lo sappiamo bene, e quindi avere qualcuno che sia dalla nostra parte con attività di tutoraggio, con la messa a disposizione di uno spazio fisico è assolutamente
importante. Li hanno chiamati amalgamenti e troveranno spazio nella storica sede del pastificio di Viale Felicent a Treviso. Non stiamo parlando di miscele di farine, ma di giovani che con questa iniziativa potranno sviluppare la propria impresa. Vogliamo lasciare qualcosa alla città e dare un'opportunità ai giovani. Spesso ci capita di lavorare con dei freelance che non hanno una sede e che svolgono la loro attività da casa. Sono sicuro che stare in un luogo nel quale intanto c'è modo di stare insieme ad altri colleghi e poi a confrontarsi con noi sia un'opportunità in più per questi ragazzi. Una stanza, 3 scrivanie, tutto quello che serve per dialogare con il mondo intero e tutto per sostenere le imprese nel momento più delicato, ovvero il primo anno di vita. Purtroppo proprio sull'autoimprenditorialità dei giovani, le cosiddette start-up, 1 su 10 riesce a sopravvivere. Perché? Perché manca un tutor, perché manca un'azienda che li accolga, li accompagni, perché non si può buttare qualcuno così semplicemente nell'agone. Un'iniziativa che vede la presenza di Regione, Comune di Treviso, università ed industriali, con l'obiettivo non solo di sviluppare creatività di impresa, ma riaccendere quell'orgoglio per la propria terra indispensabile per evitare la continua emorragia di cervelli. Il nostro territorio secondo me è attrattivo, abbiamo un'effervescenza di aziende molto importante, molto probabilmente è un circolo virtuoso, quindi se loro rientrano e ci portano nuova linfa, noi allo stesso tempo cresciamo come aziende, cresciamo come territorio e quindi diventiamo sempre più attrattivi. Quindi forza ragazzi, tornate. Un'esperienza che non ha uguali in Veneto e che potrebbe approdare direttamente al Parlamento europeo. Noi cerchiamo di dare un'opportunità in un pastificio e in uno spazio di coworking che assolutamente nessuno pagherà, ma sarà, ripeto, una nostra spinta al futuro di questi ragazzi. E se poi viene fuori uno Steve Jobs della comunicazione? Vorrà dire che abbiamo dato un grandissimo contributo alla comunicazione italiana. E adesso un'iniziativa nell'ambito dei centri estivi per facilitare l'integrazione dei bambini con disabilità. Per noi la disabilità non è vista come un limite, ma è vista come una risorsa nella misura in cui partiamo dalle loro difficoltà per poter attivare dei percorsi progettuali dove ognuno sia risorsa per l'altro. Dare e ricevere per crescere insieme, bambini con disabilità e i loro coetanei normodotati fianco a fianco per arricchirsi a vicenda. E così anche i centri estivi diventano l'occasione per imparare gli uni dagli altri attraverso laboratori, giochi e sport. Dentro la questione dei bisogni di una società ci sono dei bambini che hanno anche delle disabilità che vanno integrati con i bambini che normodotati e a cui vanno insegnate e sviluppate tutte le attitudini possibili. Durante i centri estivi organizzati dall'associazione Hauser Polaris i bambini vengono coinvolti ogni giorno in diverse attività. In questo caso, grazie a Zebre Gialle, si sono avvicinati a rugby, mentre con maestri di manualità si sono cimentati in laboratori creativi. Ad ospitare i ragazzi, circa un centinaio, l'agriturismo Porca Loca. Una grandissima emozione, siamo contentissimi di averli qua tutti i giorni perché ci riempiono di gioia, ci riempiono proprio di colore la giornata e sono delle attività che noi durante l'anno non facciamo e abbiamo proprio piacere di farle appunto durante l'estate. Hauser, nell'ottica di integrazione e di inclusione di persone con disabilità, ha realizzato vari progetti, tra cui quello di autonomia di vita. Abbiamo anche aperto l'anno scorso un appartamento, costituita un'associazione che siamo insieme per crescere, dove 5 ragazzi fanno un'esperienza di autonomia appunto dal venerdì momentaneamente fino alla domenica, per poter poi un domani andare anche a abitare per conto proprio. E siamo alla pagina dedicata alle notizie dal Bellunese. Quella di oggi è stata l'ennesima giornata con caldo record, soprattutto in pianura, temperatura ben al di sopra della media. Treviso tra le città più calde con 36 gradi. In arrivo nel fine settimana temporali che dovrebbero far abbassare nettamente la colonnina di mercurio, temporali che sono però già arrivati sulla montagna veneta, che torna a tremare a causa di allagamenti, smottamenti e frane. Allora dovremo avere in collegamento per tutti gli aggiornamenti Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Buonasera Francesca. Come dicevi tu, la montagna bellunese è fragile, dopo Vaia lo è ancora di più e il maltempo annunciato già ieri dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto puntualmente ha causato situazioni di criticità. Per il momento quella più preoccupante è segnalata fra Misurina e Carbonin.
Lì dopo la frana della settimana scorsa nel pomeriggio si è scatenato un temporale violentissimo che ha riversato sulla provinciale 300 metri cubi di materiale che per miracolo non hanno investito un'auto in transito. Nella zona da giorni sta lavorando Veneto Strade e la presenza delle squadre di pronto intervento ha consentito da subito di liberare la carreggiata e di riaprire la strada attorno alle 16. Però 2 ore dopo, verso le 18, la nuova caduta di massi ha reso necessaria la chiusura totale della strada. Al lavoro ci sono mezzi e uomini di Veneto Strade, vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Auronzo. Si è deciso di mantenere quindi chiusa precauzionalmente la strada fino a sabato in modo da poter effettuare domani mattina i sopralluoghi. E poi ci sono i momenti di paura vissuti nelle stesse ore sulla provinciale del Passo Fedaia, all'altezza del rifugio Capanna Villa, in comune di Rocca Pietro. Un temporale violentissimo ha scaricato in poco tempo un centinaio di millimetri d'acqua e l'irruenza del Fortunale ha riversato sulla strada acqua, detriti e fango che hanno invaso come un fiume in piena la carreggiata. Vista la situazione di allerta, già c'era presente il personale di Veneto Strade e l'intervento immediato, praticamente in tempo reale, ha consentito la riapertura della strada a senso unico alternato attorno alle 17:30. Le previsioni non sono buone, l'allerta è valida fino alle 14 di sabato per la montagna, mentre il rischio crescente di fenomeni estesi su tutta la pianura veneta con rovesci e grandinate è previsto nel fine settimana. Per il comune di Borca di Cadore è confermato il livello di attenzione rinforzata sulla frana di Cancia. Francesca. Grazie per tutti gli aggiornamenti, grazie per averci appunto spiegato dettagliatamente quello che sta accadendo sulla montagna bellunese, ancora alle prese con una ondata di maltempo. Restiamo nel bellunese, nel Feltrino per l'esattezza, perché c'è stata una nuova vittima, un anziano appunto vittima della vendita truffaldina porta a porta dei rilevatori di gas. Facevo tutto quello che mi dicevano, non lo so perché. Vado lì. Come ipnotizzato? Sì, come se avessero quasi buttato qualcosa nel poggiolo. Accetta di parlare con noi Franco De Cette, l'anziano di Feltre vittima dell'ennesima truffa con il sistema della vendita porta a porta. Ad avvicinarlo a casa 2 uomini che si sono presentati con il tesserino della società bresciana Tugas. Io ho aperto e li ho fatti entrare. Allora uno mi è venuto dietro che aveva detto il contatore sul poggiolo, intanto l'altro aveva incominciato a attaccare i rilevatori di fughe di gas, i rilevatori di monossido di carbonio. Al termine dei presunti controlli dell'installazione dei rivelatori la coppia passa all'incasso che avviene tramite bancomat con un POS portatile. Quanto le è costato questo scherzo? 897 euro. Che hanno prelevato loro inserendo loro la cifra con il suo bancomat? Sì, con il mio bancomat. Quando è che ha capito che era stato truffato? Quando sono usciti. È il figlio del signor De Cette a svelare al padre la truffa. Verificata con la banca l'impossibilità di bloccare il pagamento, l'unica alternativa è stata l'azione di recesso dal contratto, ma a tutt'oggi non c'è stato alcun rimborso. Abbiamo deciso di fare un'azione ufficiale, quindi giudiziaria, andare davanti a un giudice di pace per andare a richiedere le somme, questi famosi 879 euro che devono essere chiaramente rimborsati. Attenzione perciò alle visite del gatto e la volpe, sempre in agguato e sempre ai danni dei più deboli e indifesi. Il consiglio principale è: non apriamo la porta a nessuno, non facciamo entrare nessuno, e se lo facciamo, perché magari ci vogliamo fidare, il bellunese è una persona che ha un gran cuore, quindi tende a fidarsi, il consiglio che possiamo dare è: nel momento in cui vi dovessero chiedere di vedere qualcosa, documenti personali o comunque di firmare un qualcosa, chiamate molto semplicemente i carabinieri che sono a vostra disposizione, oppure noi lasciamo sempre il nostro numero di telefono per dire chiamateci. È tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Condizioni anticicloniche, dunque bel tempo e caldo, anche se non si esclude una lieve instabilità. La situazione nel dettaglio di venerdì 26 luglio. Sul Veneto tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà, vediamo, al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio tuttavia sarà possibile qualche acquazzone sui monti che localmente potrà bagnare anche le pianure circostanti. Piogge meno frequenti invece sulle aree costiere. Attenzione a fenomeni anche violenti.
Clima rovente con valori termici minimi tra 22 e 25 gradi. Per quanto riguarda le massime invece la colonnina di Mercurio arriverà a toccare anche i 37 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una giornata di bel tempo e ampio soleggiamento. Dal pomeriggio più nubi sui rilievi, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 23 e 26 gradi, massime piuttosto calde, comprese invece tra 29 e 34 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige con ampio soleggiamento al mattino, mentre col passare delle ore potrebbe verificarsi qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime tra 22 e 23 gradi, valori massimi molto caldi sui 36 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.